Impressionismo e modernità a Udine è un esempio incredibile di quella che è una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, gestita egregiamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Promoturismo, può portare in una realtà come questa incredibile collezione. Permetterà di vedere le scelte artistiche del secondo Ottocento, della prima metà del Novecento, che hanno interpretato un tradimento della tradizione, no? Nel segno dell'innovazione, nel segno della modernità. Udine si traghetta in questo caso in Europa e punta a essere un centro importante, culturale, di attrattività della nostra regione. Casa Cavazzini è la casa ideale dove ospitare questo tipo di eventi e ci auguriamo che ovviamente l'interesse sia tanto e anche il turismo e l'affluenza sia molta.